Eccoci col capitano Alberto Ferrarese. Oggi gran partita di tutte e due le squadre, possiamo dire. Due volte siete riusciti a pareggiare, la tua prestazione poi in particolare è stata super a detta di tutti, però alla fine ha vinto il Portogruaro. Qualcosa da recriminare? Da recriminare no, sicuramente, è stata una partita molto bella, molto giocata. Sicuramente meritano di essere primi in classifica il Porto e noi non siamo stati a meno, però non siamo stati a guardare. Abbiamo fatto un'ottima prestazione e ci è mancato solo il risultato anche noi, se bisogna guardarla, perché abbiamo creato tanto, abbiamo sofferto anche non tantissimo. E dispiace aver perso una partita così perché forse non meritavamo. Oggi comunque c'era anche una gran cornice di pubblico che incitava da tutte e due le parti, perciò i giocatori in campo hanno dato il massimo. Volevo chiederti, siccome qualcuno ha protestato perché ha detto che sull'azione che ha portato poi a rigore c'era una gomitata in campo e andava fermato il gioco, tu come l'hai vista? Se devo essere sincero, la gomitata secondo me non c'è stata, non l'ha toccato, c'è stato il gesto ma non l'ha nemmeno sfiorato, mi sembra, sulla gomitata. Infatti il ragazzo si era tirato su subito, quindi secondo me non c'era da fermare il gioco. Non è stato bello vedere il movimento del braccio del nostro compagno, ma sicuramente non l'ha fatto con cattiveria, un attimo di sfogo, una cosa non distinta, l'ha sfiorato. Esatto. Allora, per chiudere un attimo sul 90, avete fatto un inizio di campionato forte, al di là di questa sconfitta siete sulle prime posizioni, e quali sono le vostre ambizioni? Ma sicuramente stiamo facendo bene anche un discreto calcio, abbiamo perso qualche punto per strada con qualche squadra magari dove potevamo far meglio, il nostro obiettivo è fare il meglio possibile, insomma. Non mi esprimo su un posto una posizione in classifica, però è fare il meglio possibile. Insomma. Allora chiudo con una cosa che si non dovrebbe mai chiedere, che voto ti dai oggi? No, non mi do voti, do 10 alla squadra oggi e basta, perché ha messo tutto in campo e non si può recriminare niente. Allora condivido il 10 alla squadra ma darei un 11 a te, grazie. Grazie mille.